E buonasera a tutti gli amici di Lombardia TV. Che calcio che fa, seconda stagione, ci siamo lasciati a maggio scorso, indubbiamente con i verdetti della stagione precedente. Siamo già invece nella stagione ovviamente 2019-2020 e partiamo con questa prima puntata della seconda stagione che si protrarrà fino a luglio, quindi parleremo alla fine di questo campionato con anche magari una parentesi del calciomercato. L'anno scorso ci sono state 29 trasmissioni, una trentina di ospiti, tanti amici che ci vengono a trovare, tanti argomenti, tanta passione, tanti libri, prodotti editoriali, e quest'anno avremo come piccola novità una finestrella per poter parlare di prodotti editoriali grazie appunto alla collaborazione con la Mondadori Bookstore di Crema. Che dire, si parla sempre ovviamente di passione per il calcio, noi lo facciamo in una forma un po' più lieve e leggera, quindi senza le polemiche che invece ammorbano un po' altre trasmissioni. Lo facciamo con gente sempre molto competente. Vi ricordo che comunque Che calcio che fa è una trasmissione che va in TV su Lombardia TV, va in radio sul Silvi Music Radio ed è anche un sito web. Ricordo velocemente che va in onda su Lombardia TV ogni venerdì alle ore 21 e in replica alle ore 18, e le frequenze sono il canale 99 per la Lombardia, il canale 890 del digitale terrestre sempre invece per il Lazio, canale 219 per il Piemonte, 665 per la Liguria, il 99 con l'890 invece in Emilia Romagna e il canale 674 per il Veneto. Ricordo che la trasmissione Che calcio che fa in radio va in onda ogni lunedì dalle 17 alle 19. Ovviamente ci sono sempre degli amici che ci vengono a trovare, che sono diciamo l'asse portante della trasmissione su cui si può discutere di calcio a tutto tondo, e ho il piacere innanzitutto di introdurre i primi ospiti di questa nuova tornata. Allora, alla mia sinistra abbiamo scrittore e giornalista Luca Di Benedetto. Ciao Luca. Ciao, buonasera a tutti. Eccolo, poi parleremo dei suoi prodotti editoriali, delle cose dei libri che ha scritto, che sono veramente meravigliosi, soprattutto appartengono anche a un calcio molto storico e romantico. Comunque ne parliamo appena. Presento ovviamente un altro amico che è venuto a trovarci ed è l'assessore del Municipio 6 della cultura, del lavoro, dell'ambiente. Ho il piacere di avere Sergio Meazzi. Ciao Sergio. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci, va bene. Allora incominciamo innanzitutto, rilassatevi perché parliamo di calcio, parliamo di cose belle e iniziamo con la prima slide per parlare di cose belle. Eccole qua, le cose belle sono questi libri, queste bellissime edizioni. Però io devo anche andare a leggermi El Ballon Fiumano, quando sulla torre era l'Aquila, del 2005, storia del calcio fiumano. Poi c'è la favola dell'Ampelea, il calcio a Isola d'Istria fino al 1955, i pionieri alabardati, storia della Tristina dal 1918 al 1929, la nazionale di Fiume, Istria e Dalmazia, edito nel 2014. Insomma, io voglio sapere da Luca qual è la motivazione di andare, mi piace soprattutto il percorso, di andare a ricercare a ritroso e quindi essere un po' degli investigatori, oppure il dato tecnico che viene fuori, che emerge, oppure un'altra cosa che può essere solo unicamente legata al calcio di altri tempi che adesso indubbiamente sono stati completamente scaravoltati, no? Diciamo che principalmente c'è la grande passione per il calcio d'antan, insomma, per il calcio che fu, per la storia del calcio. In particolare in queste terre, insomma, mai nessuno ha indagato quelle che sono state le vicissitudini calcistiche in questo periodo, perché El Ballon Fiumano parla della storia del calcio a Fiume, naturalmente quando era Italia, quindi della Fiumana che partecipò ai campionati italiani, addirittura alla massima serie, alla divisione nazionale nel 28-29, e poi ha fatto per 2 anni la Serie B. L'Ampelea, che è di un piccolo paese, oggi naturalmente Fiume in Croazia, è Rijeka, diciamo. È Rijeka, esatto, quindi è sì. Fiume, è Fiume. Vabbè, conosco bene tutta quella zona. Il libro sull'Ampelea è relativo a una piccola città di un piccolo paese, cioè Isola d'Istria, che oggi sarebbe Slovenia, Isola, e la cui parabola, insomma, partì dal campionato dei liberi, arrivò fino a giocarsi
parecchi campionati di Serie C contro squadre di capoluoghi di provincia, come Vicenza, Padova. Perché poi dopo tu stai parlando poi di un territorio che è stato terreno di conquista, terreno di sbandamento da una parte e dall'altra durante le guerre, quindi riuscire anche a avere, diciamo, il connotato storico, visto che poi ci sono è bilingue, no? Perché lì ancora adesso parlano italiano, anche se cercano di alimentare un'uscita, diciamo, di ciò che è italiano di una volta, no? Indubbiamente, però rimane indubbiamente una radice storica da questo punto di vista, e quindi penso che sia stato anche difficile, no? Anche recuperare i dati. Diciamo, per l'impronta che io ho voluto dare di questi libri, insomma, una parte statistica, quindi la storia, la raccolta dei dati meramente numeri, insomma, numerici, quindi le partite, le cronache, i marcatori, le classifiche, eccetera, e una parte la storia con i profili, quindi, di tutti i giocatori che hanno fatto parte di questa società, con anche, diciamo, i risvolti privati, soprattutto le connotazioni private, insomma, anche perché parliamo di giocatori, anche quelli che hanno militato nella massima serie, che comunque non sono equiparabili, insomma, né come guadagni né come tipo di vita ai giocatori di oggi. C'è una storia che ti ha particolarmente emozionato, che ti è rimasta impressa, hai detto guarda che vita che ha fatto questo, oppure non so, uno sliding doors che praticamente ha preso una brutta piega quando poteva prenderne un'altra più positiva? Diciamo che ce ne sono tante di storie, le storie più toccanti sono quelle dei giocatori che sono morti nei campi di concentramento. Ho capito. Naturalmente. E invece a Sliding Doors c'era un giocatore della Fiumana, Froglia che era un fuoriclasse, considerato, addirittura batteva praticamente i corner a giro, come poi abbiamo visto da palanca, far da palanca negli anni 70, lui già lo faceva negli anni 20, è riportato anche dalle cronache, è un giocatore che tutti voleva il Torino, la Juventus, squadre di nome, e lui invece ha deciso di rimanere a Fiume perché era molto legato alla città, alla vita di quella città, e non ha voluto affrontare il salto, insomma, venire a giocare. Mi viene da dire altri tempi, no? Indubbiamente. Altri tempi, va bene. Adesso invece cambiamo un argomento un po' più recente, che è di questi giorni, perché abbiamo visto anche la produzione dei nuovi progetti che riguardano, appunto, e vediamo la slide a seguire. Ecco a voi il nuovo San Siro. Vi piace il nuovo San Siro? Vi interessa? Lo dico a Sergio Meazzi, assessore, anche perché poi a zona siamo abbastanza vicini, no? Sì. Non credo che faccia parte della tua zona. Non fa parte della mia zona. Cos'è, zona 6 quella? Zona 7, scusa. zona 7 San Siro, zona 6 è la mia, la nostra. Insomma. Ecco. Qual è il tuo pensiero riguardo allo stadio? Che bisogna salvaguardarlo per una questione romantica? Tutti noi siamo un po' lì, però c'è anche un'esigenza che viene diretta da parte delle due squadre, e poi magari c'è invece un odore di speculazione, e quindi non riusciamo mai a capire dove sta indubbiamente la verità. Ma io la metterei proprio così. Abbiamo finito appunto con una narrazione di calcio romantico. Ecco, appunto, San Siro è romantico. È la Scala del calcio, è la storia. Primo anello mi sembra costruito nel 1926, secondo negli anni 50, sto andando molto... 54, esatto, non volevo sbagliare l'ultimo pezzo di numero. E io credo che appunto la storia non si può cancellare. In quello stadio sono passati tantissimi campioni, sono passati tantissimi trofei. È uno stadio che tutto il mondo ci invidia, è così vero che tra l'altro gli stranieri, i turisti che oggi fanno scalo a Milano, mentre vanno a vedere lo stadio di San Siro. Perché ha un'architettura anomala. È un'architettura, ma è la scala del calcio, insomma. Sì. Quindi io onestamente sono assolutamente contrario al suo abbattimento, e tuttavia rilevo anche che secondo la mia personale opinione non c'è neppure bisogno di fare un secondo stadio. Però sì, certo, però se uno decide di farlo, però puoi anche pensare di poterlo fare. Un secondo stadio, metti caso che l'Inter decida, visto che sembrano quelli economicamente un po' più predisposti a sostenere questa spesa, possono farlo a 200 metri di distanza. Si potrebbe anche tentare di fare una cosa del genere, così si riesce in qualche modo a salvare un po' tutto, o no? Ma sì, ripeto, secondo me ribadisco che non c'è necessità, si potrebbe tranquillamente operare migliorando San Siro, perché è giusto. Però ti dico la verità, che io sono andato alla presentazione degli anelli compenetrati, il Fabulous, quello quadrato, rettangolare che sia, però Luca Di Benedetto non potrebbe più stare in quei seggiolini, perché è alto 1,90 giusto,
e dicono che bisogna passare dai 70 agli 80 centimetri di vivibilità dello spazio, quindi esiste un po' vuol dire la gente va ancora a San Siro, si siede, è attaccato uno all'altro, quindi non cambia niente, però magari un ammodernamento potrebbe anche essere predisposto, solo che quando devi ammodernare ovviamente le squadre hanno delle difficoltà, dovrebbero giocare fuori, insomma si innesta tutto un meccanismo difficile. No, ma hai ragione, i problemi sono questi. Diciamo che non è soltanto limitato al fatto dei seggiolini, c'è un po' la questione insomma degli introiti che tu sai benissimo ovvio, uno certo, stadio ha dentro altre caratteristiche, insomma, che sono naturalmente un centro commerciale, ristoranti, eccetera, dove prendi gli affitti, dove c'è un giro d'affari. Se vuoi crescere comunque i fatturati devi fare, non c'è, tutti sono legati secondo me al calcio romantico, però purtroppo ti scontri contro il fatto che se vuoi primeggiare, se vuoi tornare a giocare poi dopo le partite ad alto livello, le competizioni ad alto livello, comunque devi aumentare assolutamente in maniera vertiginosa gli introiti, non c'è altra strada. Ecco, siete un po' la summa, tutte e due, bene o male, una persona che è collegata al calcio romantico però pensa che forse tutto sommato bisogna cambiare, un'altra persona che è collegata al calcio romantico dello stadio di San Siro e che non bisogna cambiare, però c'è stato Wembley. E quindi vi rimpallo questa situazione per i conservatori proprio più estremisti come sono gli inglesi. Wembley è stato buttato giù, è stato fatto ricostruire, quindi dov'è il problema allora? Ma se uno riesce a scollinare questa deriva romantica ed emozionale? Certo, non c'è problema. La soluzione ideale per me, diciamo quella che io, essendo lo stadio di San Siro fatto nel 26, come giustamente ricordava Meazzi, fatto da Pirelli, presidente del Milan, quindi uno stadio che apparteneva al Milan perché in quegli anni lì l'Inter giocava in via Goldoni, fino a che dopo non crollò la tribuna, eccetera, poi dopo passò all'arena. Io fossi stato nel Milan avrei demandato all'Inter il fatto di costruire un altro stadio, comunque sia, di legarsi ad un'altra struttura, e avrei cercato di privilegiare San Siro per me Milan, e poi dopo naturalmente studiare un progetto di ammodernamento e di avere due stadi, in maniera tale che all'inizio, quando naturalmente non puoi usufruire del manto del terreno di gioco, passare sul campo nuovo che intanto è in costruzione. Una volta che il tuo campo diventa tuo, diventa praticabile, passi sul tuo nuovo gioco. Fossi stato nel Milan io mi sarei assunto, anche se c'è naturalmente una discrepanza perché è stadio costruito dal presidente del Milan per il Milan, a nome Giuseppe Meazza poi, quindi questo... che anche ha giocato nel Milan, ed è del comune e non è più del Milan. Sentiamo invece Sergio Meazzi riguardo a questo, quindi da milanista, da milanista, se l'Inter gioca in un altro stadio va bene, insomma, non è che, no, scherzi a parte, ma no, io credo ovviamente che sicuramente San Siro, adesso hanno portato la storia dei seggiolini, il vero problema ovviamente è il business, no? Questo è tutto evidente, però questa cosa qui, intanto vabbè, il Consiglio Comunale come sapete ha votato per avere le due possibilità. Ha votato che lo stadio non si dismetta, che lo stadio non si dismette, che eventualmente, certo, che eventualmente ci possa essere un nuovo stadio. Ora, le due progetti che hanno portato in realtà non sono due progetti, perché di progetto lì non c'è ancora nulla, c'è semplicemente due rendering fatti molto bene, presentati molto bene, è un'ipotesi, una suggestione addirittura, più che una suggestione, ma non c'è un progetto vero. Molto la zona fianco. Così come, esatto, c'è tutto un tema legato appunto agli oneri di urbanizzazione, a quello che poi devono eventualmente ridare alla città, c'è un tema ovviamente legato anche agli abbattimenti eventuali che sono fonte poi di inquinamento, perché per esempio quello che si è detto poco è abbattere San Siro vuol dire inquinare 5 volte tanto, cioè quella struttura che noi vediamo costruita quando tu la abbatti produce un inquinamento per 5 volte con quel cemento, e quindi c'è tutto un tema appunto di smaltimento delle eventuali macerie. Quindi sono ovviamente dei primi passi. Io sono dell'opinione che le due squadre di Milano si devono solidificare prima di poter poi pretendere in qualche maniera uno stadio, perché altrimenti rimane solamente un ragionamento di business. Abbiamo due squadre, senza offese per nessuno, che però anche i proprietari sono arrivati di fretta e furia, e talvolta taluni anche di passaggio,
senza ovviamente mettere le basi in questa città, e Milano è una città che ha bisogno, ovviamente accoglie tutti, ma ha bisogno delle basi solide per poter programmare il proprio futuro. Io la vedrei anche in questa direzione. In ogni caso il dibattito è aperto, il Consiglio Comunale ha votato e quindi le strade a questo punto sono diciamo che una linea incomincia già a essere definitiva. Una linea comincia che rimanda alla Giunta di prendere poi degli accordi un pochino più sostanziosi. Adesso per la capire. palla va giustamente alle società che devono capire cosa, e poi vedere quanto delle due società sono quali delle due società sono effettivamente così motivate, perché io ho un po' un dubbio sul Milan. Comunque adesso cambiamo. Non è solo tuo, non è solo, indubbiamente. Sentite, invece abbiamo visto l'altro giorno con il turno infrasettimanale dei problemi che riguardano ovviamente le decisioni sul rettangolo di gioco. Vediamo la prossima slide. Ecco, questo qua, secondo me siamo arrivati già dopo alla terza stagione. Sembrava che la prima stagione il VAR potesse essere la panacea, la risoluzione di tutti i mali, e invece gradatamente c'è stato un anno di transizione dove il potere è ritornato agli arbitri. Adesso mi sembra che ci sia veramente un'anarchia totale, quindi Luca, indubbiamente il VAR è messo veramente alle strette, quindi effettivamente fa parte, diciamo, di una situazione pseudo regolare. Poi dopo in realtà i giochini vengono fatti lo stesso e quindi tutta di facciata, oppure bisogna dare più credito a questa istituzione nuova? Allora, il discorso è che il VAR è uno strumento ed è inopinabile sul fuorigioco. Su tutte le altre situazioni c'è sempre l'interpretazione. Naturalmente dietro lo strumento c'è l'uomo e quando deve interpretare è chiaro che diventa una cosa soggettiva. Il regolamento secondo me dovrebbe essere più snello, più rapido. C'è un errore, lo si va a valutare in area di rigore, naturalmente. Sempre qualsiasi... Certo, no, sempre, adesso non per tutti i falli, quelli diciamo superflui, ma per le situazioni quelle determinanti, cioè un calcio di rigore, un gol, naturalmente un'espulsione. Io non starei a guardare, no, ma se è un chiaro errore dell'arbitro, se non è tutte queste storie qui, il fallo di recente. L'errore ci sta, non è che uno in quel caso ti avvisano dal VAR, guarda che hai sbagliato, guarda che secondo me quello l'ha toccato, oppure vai a controllare, vai a vedere, per me, allora devi andare a vedere. Secondo te non è che il discorso... Poi un'altra cosa, io farei a chiamata, cioè darei come nella pallavolo 2 o 3 possibilità alle società, all'allenatore o al capitano. Okay. Cioè devono avere una volta che si giocano le tre, non possono chiamare diciamo, l'ausilio del VAR. Come avviene nella pallavolo, perché sennò non finiremo mai qui, cioè, alla fine naturalmente c'è l'interpretazione. Allora io ho visto dare un calcio di rigore, adesso nel dettaglio, un Cagliari-Brescia di quest'anno 0-1, calcio di rigore con un calcio d'angolo, il centrale del Brescia di testa colpisce, Cerri a spalle alla porta, gli colpisce il gomito, calcio di rigore. Poi abbiamo visto altre tipo delitte col Bologna, con la mano aperta che gli è rimbalzata sopra, nessun calcio di rigore. Allora, sì, a parte il fatto che il VAR è veramente, come dicevi tu, si è assestato sempre sui falli di mano. Cioè stiamo parlando sempre di falli di mano, sembra quasi che sia quella sacca di situazioni che fanno poi discutere tutti gli ambienti, no? Dal bar alle trasmissioni, quindi insomma mi sembra che si stia perdendo una grossa occasione. Il tuo pensiero riguardo appunto il VAR, Sergio? No, il mio pensiero è che annoiano un po' le partite col VAR, diciamo la verità. Sì. Noi abituati a giocare, a vedere le partite con i ritmi e quindi con appunto però il senso della verità almeno però esatto. Devo dire che però ha responsabilizzato in maniera drammatica i guardialine, che molto spesso non decidono proprio perché tanto c'è il VAR, e quindi non so, a volte molto spesso non so neppure perché siano lì, perché di fatto non. E anche gli arbitri ovviamente. Certo, è uno strumento che sicuramente aiuta, non c'è ombra di dubbio, perché puoi rivedere quell'immagine che tu vedi in diretta e hai una frazione di secondo per poter scegliere e decidere, e col VAR ovviamente hai la possibilità di rivederle, quindi capire perfettamente i meccanismi, se è fallo oppure non è fallo, se è rigore o non è rigore, e quindi la tecnologia sicuramente aiuta. Per esempio, come, non so se adesso io ritorno al gol di Montari contro la Juve, no? La tecnologia ha aiutato, ecco, lì poteva aiutare il guardialine con un paio di occhiali grandi perché era dentro non so di quanto, però se ci fosse stato appunto la segnalazione elettronica, quel gol
poteva essere. Il calcio è pieno poi di queste. Esatto, no, ma questo per dire come la tecnologia a volte aiuta. Il E problema ovviamente è che, avendo un regolamento con 1000 sfaccettature, non c'è l'uniformità di giudizio, c'è poco da fare. Anche col VAR non c'è l'uniformità di giudizio, perché abbiamo visto 1000 situazioni interpretate in 1000 modi diversi. Quindi allora lo snellisci questo regolamento, ogni volta che tocca la palla a braccio lungo, corto, eccetera. Oppure dici, quando c'è la volontarietà, quando vedi proprio che il giocatore la tocca con la mano, come capitava una volta. No, ma questo l'hanno già tolta. Esatto. E questo è il problema. Posso dire una cosa? Prego. No, volevo dire una cosa, che molto spesso però mi sembra quasi che chi fa le regole non ha mai giocato a calcio. Non so se per te. Perché nel momento in cui io entro ovviamente e prendo l'atto motorio per andare a impattare il pallone, ho un movimento di braccia aperto. La Vedi naturalezza, De Sciglio Juventus quando correva a parallela. Esattamente, dovevi per forza tenere cioè è una cosa, come dire, per forza funziona così, chi ha giocato al calcio lo capisce benissimo. Certo. Ecco, in questo caso specifico io credo che chi fa le regole non ha tenuto in considerazione, o forse non ha. Io voglio mai provocare un tantissimo. attimo, non è che, visto che noi siamo il paese, chiamiamolo io, delle appartenenze, siamo disgregati, ve lo dico sempre, paese delle lobby, ci può essere anche una realtà delle lobby invece riguardante gli arbitri, perché gli arbitri erano tranquillamente assoggettati il primo anno alla decisione, anzi per non avere problemi dicevano sì, è così, punto e basta. L'anno scorso ho incominciato a scricchiolare questo ragionamento, quest'anno mi sembra che sia veramente a discrezione, quindi può esserci una categoria che si sia messa di traverso, anche molto importante giustamente, che deve essere seguita come quello degli arbitri? Ma io questo onestamente non lo so. Sicuramente, come dicevo prima, hanno tolto un pochino la particolarità dell'arbitro, no? La tecnologia è entrata in maniera prepotente, quindi l'arbitro è sempre soggetto a una valutazione diversa, no? E lo dico anche così, prima lo dicevo, dico, ma i guardialine oramai non sbandierano più, no? Proprio, forse se vogliamo per non far figure, perché certo, non è carino nel momento in cui dai il rigore e poi il VAR dice che non era rigore, cioè anche la tua figura e la tua, diciamo, capacità di arbitrare potrebbe avere una negatività dal punto di vista proprio della professionalità. Non escludo che ci possa essere anche questo tipo di situazione, particolarità. No, perché viene sempre un po' il dubbio, il sospetto. Luca, sei d'accordo in questo? So che tu hai sempre un modo di ragionare preciso. Guarda, sugli arbitri non c'è niente da fare. Io purtroppo penso che i poteri forti abbiano comunque sempre la loro... E quindi ovviamente gli arbitri la loro sono importanza e un gli arbitri braccio sono, lungo. Sì, Ecco. soprattutto con la Juventus hanno un occhio di riguardo, è inutile che stiamo qua a nasconderci. Soprattutto con la Juventus. Vediamo la prossima slide, sembra che Luca abbia già anticipato il prossimo tema, vediamo la prossima slide. Ecco, CR7, ne valeva la pena, partiamo appunto da Luca. CR7, questo grande campione che ha approdato al calcio indubbiamente italiano, è un centravanti, è un grandissimo campione che movimenta anche masse di denaro, di consenso, persone, interessi, però a me sembra che quest'anno qualcosina non stia andando per il verso giusto. Probabilmente lui l'ha anche detto, io preferirei giocare per la nazionale e indubbiamente per la Champions, e questo già la dice lunga sul fatto che lui sia una macchina da business. E allora ti faccio questa domanda: è stato un'operazione diciamo positiva questa alla fine della fiera per la Juventus, oppure anche lo stesso allenatore che deve pensare il proprio cacchiere in campo come Sarri e dice io devo partire da Cristiano Ronaldo, poi vengono tutti gli altri? Credo che sia una cosa che leghi in qualche modo la libertà d'azione anche di un tattico come un allenatore. Secondo me nella tua domanda c'è già la considerazione. In effetti l'ha dichiarato anche lo stesso Sarri, insomma, naturalmente Cristiano Ronaldo si parte da lì e poi dopo viene tutto il resto. Però nel computo totale come la vedi? Nel computo totale secondo me Cristiano Ronaldo è stato preso per vincere la Champions League. La Champions League non la vince. Se non la vincono vanno in perdita emotiva, non solo sicuramente quello sì, perché a livello di marketing, di profitti probabilmente li hanno fatti, a quanto si legge, anche se non è ancora ben chiaro il fatto che delle volte si legano di deficit di passivi insomma abbastanza ingenti, e altre volte invece dicono che abbia portato un giro d'affari importante, quindi sul piano diciamo della tecnico non ha portato quei risultati che si pensava. Ecco, domando a Sergio se invece l'avvento di un calciatore di questo tipo abbia comunque portato un po' più di appeal al campionato italiano,
che è sempre privo, è sempre un po' depauperato di quei grandi calciatori che poi vanno nei campionati tra virgolette più importanti? Ma dunque, intanto è del tutto evidente che Ronaldo, stiamo parlando di un campione, no? Quindi dal punto di vista economico sicuramente è stato un affare. Dal punto di vista calcistico un mezzo affare, perché è arrivato a un'età già discretamente avanzata e come tutti sanno appunto i calciatori hanno una macchina che piano piano nel tempo si deprime, cioè, quindi, e lui io credo che pur ovviamente restando un grandissimo campione riesce a fare dei gol anche stratosferici, ha perso un pochino la brillantezza, la lucidità, la velocità e la forza fisica, come è giusto e normale che sia. E sono d'accordo, però lui è stato comprato assolutamente per vincere la Champions League e per fare il business. La prima ci è riuscito, la Champions League ahimè anche stagione rimane un po' fermo. Almeno, esatto. Stiamo parlando di Sarri, quindi un discorso legato al gioco. L'anno scorso, fino all'anno scorso c'era un pragmatico come Allegri indubbiamente, e quindi sembra quasi che ci sia questa sorta di contrapposizione, il gioco e il risultato. Vediamo la slide. È meglio il gioco o il risultato? Io vi porto due esempi che rappresentano appunto la svolta di quest'anno con l'avvento di Mister Giampaolo per il gioco, e poi dopo una retromarcia da parte del Milan con il pragmatico Stefano Pioli. Adesso, al di là della questione del Milan, in senso assoluto, parto da Sergio Meazzi che è milanista, il gioco che ricorda poi il gioco del periodo del Milan di Sacchi è più importante, insomma ti soddisfa vedere una partita ma poi la perde, oppure giocare malissimo e poi alla fine segnare all'ultimo minuto? Io Sì. opto per la seconda. Allora, intanto mi autodefinisco assolutamente rossonero e Casciavit, che è importante in maniera anche storica e così. Scherzi a parte, Questa logica del gioco del risultato, perché dopo alla fine, sì, come vedi, non fai il risultato. io credo che alla fine chi gioca meglio alla lunga vince, cioè Sì. la penso proprio come Arrigo Sacchi su questa, non c'è ombra di dubbio. È anche vero che ultimamente se ne discuteva anche, ma il gioco è quasi tutto uguale, no? Adesso giocano tutti col 4-3-3 come se fosse una, e in qualche maniera la fantasia anche dell'allenatore è un pochino sospesa, cioè non abbiamo più, allora negli anni 80-90 c'era chi ovviamente giocava in una maniera, chi nell'altra, no? Avevamo superato la fase del gioco classico all'italiana, poi è arrivato il Milan di Sacchi che ha stravolto tutto e c'è stato in qualche maniera un'innovazione nel calcio e quindi tutti cercavano di proporre una cosa diversa. Io mi ricordo anch'io, lo dicevo prima appunto, oggi per divertimento faccio il direttore alla Vercellese 1926, quindi una storica società di calcio di Milano, e mi ricordo che ai primi tempi c'era chi giocava a zona, chi giocava ancora a uomo, chi proponeva una cosa, chi proponeva l'altra. Oggi mi sembra che il calcio sia molto 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 più piatto e è anche molto più calcolatore. Le partite vengono in qualche maniera centellinate, non trovo più generosità. Ogni tanto, per vedere un buon calcio, anche se tecnicamente e tatticamente oserei dire è molto inferiore, dobbiamo vedere il calcio inglese, dove effettivamente lì si vede ancora quel calcio sanguigno. In ogni caso, per rispondere e non evadere alla domanda, io penso che alla fine se tu giochi meglio dell'avversario vinci. Questa è la base. Sentiamo invece Luca riguardo a questo, No, se dopo alla fine sei d'accordo. Sono d'accordo che chi questo. gioca meglio alla fine vince, e poi questa cosa di etichettare il bel gioco, colui che fa un certo tipo di gioco, qui dipende sempre dagli interpreti, cioè io sono convinto che l'allenatore conta dal 15 al 20%, comunque a meno che di casi eccezionali che veramente hanno stravolto, vedi Sacchi che ha portato un qualcosa di nuovo, ed altri in passato, o lo stesso Guardiola, insomma, però non andiamo tanto lontano. È una concomitanza di tante situazioni. Sì, non andiamo tanto lontano, perché sennò hai certi interpreti ha voglia a fare la zona mista e tutto quello che vuoi, cioè ecco, però... Giampaolo è il bel gioco dove, per esempio, io al Milan non ho visto assolutamente nulla di nulla, non ho visto neanche un'idea. Cioè, se io devo considerare il Milan di Giampaolo, io non so quali erano queste idee che lui voleva trasmettere ai giocatori, perché non si è capito. Però poi io mi chiedo, se tu hai Biglia che è piantato, che è un chiodo piantato conficcato nel terreno,
cosa vuoi pressare? Questo non può pressare perché non ce la fa più, non può, Sì, gli interpreti sono fondamentali, sono stati cambiati anche molti giocatori, indubbiamente negli ultimi 2 anni, poi probabilmente questo è frutto di campagne acquiste che non si riescono anche a capire, non sono molto lineari, manca sempre il progetto. Il Milan indubbiamente, domando appunto a Sergio, riparte sempre da zero con un progetto nuovo, sembrava il momento giusto. Adesso ci ricaliamo nella realtà del Milan, il progetto del gioco, forse Giampaolo è stato un po' troppo tirato per la giacchetta per il discorso del bel gioco e si è tirato la zappa sui piedi, avrebbe dovuto dire, come anche ha detto mi sembra Pioli, prima mettiamo a posto la squadra, facciamo continuità di risultati e poi penseremo al bel gioco, quindi qui è il pragmatismo di cui appunto la slide. Sì, tra l'altro io credo, la vedo così, Giampaolo o fa bene o fa male. Non so come dire, non mi sembra un allenatore che è in grado, insomma, ma che nella sua storia è una via di mezzo. Sì. Ha delle punte, Sampdoria per capirci, Sì. altre sì, ha avuto dei momenti peggiori. Tenendo in considerazione che ovviamente il calcio sì. non è una scienza. Sei contento dell'arrivo di Pioli, che tutto sommato comunque mette a posto un po' le cose, al di là del materiale umano, come diceva Luca, che è sempre un po' da vedere. Io non ho capito una cosa al progetto, lo dico sì. Da milanista, insomma. Non ho capito il progetto, perché se tu all'inizio dell'anno pensi di prendere appunto Giampaolo, che è un allenatore, diciamo oramai in Serie A le conosciamo tutti gli allenatori, le conoscono tutti gli allenatori, no? Perché oramai insomma si sa perfettamente chi sono, come lavorano, no? E se tu prendi Giampaolo perché pensi che quella sia la linea e le dai in mano una squadra che credo abbia, se non ricordo male, una 23 anni di media, credo, sì, che è bassissima in Serie A, sì, certo. È bassissima. Quando tu, cioè, una fonte di esperienza in meno, un anno, quando tu giochi con la Primavera con un anno lo paghi, e anche in Serie A ovviamente hai questo processo. Tuttavia io penso, se tu parti con quella idea, parti con quella linea, la sposi fino alla fine. Secondo la mia opinione, dopodiché poi può anche fare bene, bisognava dare il punto. Però è capire che cosa vuoi fare da grande. Mi sembra che il Milan sia ancora legato ai tempi dove 7 Champions, quei tempi lì sono finiti, non ci sono più, c'è un'altra cosa, comunque ci sono gli sponsor che quindi reclamano, certo. E quindi non è una cosa semplice da questo punto di vista. Perché purtroppo il calcio è troppo fortemente business. Ecco, io credo che da una parte è sicuramente lievitato, no? Dall'altra però invece ci sono state delle regressioni, cioè il troppo business ti fa a volte compiere delle scelte frettolose e molto spesso. Luca, molti giovani indubbiamente, molte persone dicono che appunto, ci sono stati dei momenti in cui anche nell'Inter mettiamo dentro la primavera, dopo alla fine quando comincia a perdere, i giovani sono quelli che sono, magari sono bravini nella loro categoria, ma nel salto di qualità perdono qualcosa o non sono dei fenomeni. Insomma, questo discorso dei giovani è sempre un po' relativo, no? Quindi alla fine devi saper giocare a pallone. È assolutamente relativo, la quantità conta relativamente, anzi non conta niente secondo me. Io sono convinto che comunque tu per costruire una buona società devi prendere persone competenti. Innanzitutto diciamo la struttura tecnica deve essere competente, lasciamo perdere Gazzilis, il Maghi, tutte queste cose, okay. La parte economica, la parte tecnica devono essere competenti, perché tu mi puoi dire è vero, ma abbiamo speso pochi soldi, non avevamo soldi a disposizione, però per esempio Amrabat del Verona quanto è costato? 80 euro, cioè Amrabat vale 2 Krunic e 2 Bennacer, allora perché non ci arriva il Milan a queste scelte qui? Questa è una, quindi se è una persona competente che sa lavorare, io parlo di Sartori dell'Atalanta. L'Atalanta ha di un centrocampo con Freuler, Castagne, Atteboer, diciamo quelli presi, Deron, Pasalic. Vabbè, Pasalic lo conosciamo, ma questi 4 qua, se prima di arrivare avessero chiesto a chiunque, abbiamo preso De Boer, Castagne, sparavano sono d'accordo con te. E invece sono giocatori che stanno primeggiando a livello internazionale, però, quindi è un discorso di competenza di chi sceglie le persone. Quindi io società Milan non vado a prendere Maldini e Boma che non hanno esperienza, vado a prendere Sartori, gli offrono il doppio dei soldi, non dare 4 milioni di euro a Maldini. C'è sempre stato nelle grandi squadre la persona che faceva il lavoro, diciamo, dietro le quinte. Ma certo, vado a prendere Faggiano del Parma, vado a prendere questi qui che hanno fatto la gavetta, che comunque sono arrivati in alto attraverso la competenza, cioè attraverso la conoscenza dei giocatori. D'accordo con te, le altre sono un po' più di facciata, forse probabilmente
il Milan aveva bisogno, diciamo, di avere un po' di conforto con delle figure care, indubbiamente. Sì, ma questa cosa qui non paga, non è perché una all'inizio famiglia. la fa spendere Maldini, arriva lì Gullit, nuovo direttore sportivo, la gente è subito lì Certo. in via Rossi che dopo le prime 2 sconfitte cominci a leggere sul web vattene via, non sei all'altezza, e tanti soldi sprecati, perché già hanno cambiato, perché contano poi i risultati, quindi tu puoi prendere Castagno, non è nessuno, se ti fa 3 gol diventa l'idolo di San Siro. E ritorniamo sul discorso precedente tra il gioco e il risultato, dopo alla fine, vabbè, abbiamo fatto questo giro, ma tu indubbiamente anticipi già i temi di discussione. No, non li conoscevo, però giuro, non li conoscevo. Hai parlato indubbiamente dell'Atalanta, con tutti questi giocatori che effettivamente alcuni poi sono stati venduti a peso d'oro, e nel progetto Atalanta funzionavano benissimo, altrove un po' meno. Vediamo la prossima slide che si spiega in qualche modo. Bagnoli: Gasperini può ripetere l'impresa del mio Verona. Questa è l'affermazione di Osvaldo Bagnoli, allenatore che nell'84-85 vinse, forse l'ultima volta che una squadra non titolata vinse il campionato di calcio, e fu a parte perché era un grandissimo Bologna. Ricordatemi dei nomi storici. A Sampdoria 91. O la Sampdoria del 91, ecco, nomi storici intendevo dire di quel Verona, da Elchier, Galderisi, Tricella, Calzaroli, Garella in Volpati, Di Gennaro in mezzo a campo, che è diventato in nazionale, poi fece i mondiali 86. Fanna, ecco, insomma, un bellissimo Verona messo in piedi. Erano anche giocatori molto molto interessanti, però lui rivede in questo Atalanta i fasti di quella squadra. E allora tu prima parlavi di questi giocatori, e quindi rimbalzo la domanda a te, poi dopo sentiamo. Allora, ripetere l'impresa vorrebbe dire vincere lo scudetto. Io credo che sia difficile, perché il divario c'è ancora rispetto a certi organici, con la Juventus soprattutto, ma anche con l'Inter. Però certo è una squadra che non si sa oggi, tutti pensavano che con l'impegno di Champions quest'anno pagasse e magari arrivasse a, diciamo, io sembra pensavo quasi che abbia preso un po' sotto gamba la Champions, sembra quasi che stia puntando di più al campionato, tra parentesi fuori casa è la prima in classifica, ha vinto tutte e pareggiato 2 volte, quindi insomma. Sì, anche perché adesso ha una certa consapevolezza, una certa mentalità ormai che è insita nei giocatori. 3 anni di un certo livello. I giocatori hanno acquisito naturalmente, anche sono migliorati e hanno più esperienza, e quindi dietro secondo me ancora non sono eccezionali, quindi si è visto l'altro giorno, se giochi ancora con Masiello sinceramente, con tutto il bene, anzi con tutto il male che gli voglio, perché è uno che ha impiegato nelle scommesse, quindi a me non è mai piaciuto come tipo, però insomma dietro qualcosa pagano, ma dalla metà campo in su è gente che può dar fastidio a chiunque. Ecco, a livello invece appunto di passione, possiamo immaginare appunto l'Atalanta, indubbiamente una squadra, sperare che almeno per appassionati di calcio ci possa essere questa interruzione. Credo anch'io che sia difficile provare a ripetere Verona, intanto perché la Juve ha sostanzialmente 3 squadre titolari. Io ogni tanto quando vedo le partite che ci sono, mi dimentico anche i giocatori, dico c'è anche lui, perché fanno appunto quindi la tecnica delle squadre un pochino più avanti, Inter e Juve, e numericamente a livello di qualità mi sembra irraggiungibile. Però ci sono secondo me 2 considerazioni. La prima è, prima si parlava appunto della programmazione, cioè dicevo appunto la programmazione, in effetti nella programmazione è tutto evidente, c'è anche la competenza, cioè il fatto di poter portare il giocatore. Dopodiché c'è da fare però una considerazione, che il campo di Bergamo pesa molto meno che il campo di San Siro. Ce lo dobbiamo dire in maniera anche abbastanza, cioè giocare a Bergamo in una situazione dove c'è un allenatore molto bravo, dove devi comunque emergere perché hai voglia di andare altrove, hai degli stimoli differenti, è totalmente diverso che arrivare al Milan e tra virgolette sei arrivato e quel campo è pesantissimo. Faccio un nome su tutti che per esempio, no? Sì. Quindi sono proprio 2 situazioni di campo totalmente diverse. Certo è che però la storia è molto bella, del resto l'Atalanta, il settore giovanile, ha sempre programmato e ha avuto un settore giovanile sempre avanti rispetto alle altre squadre, e qui io credo che sta un po' il discorso del calcio italiano. Sta facendo molto bene. Tutti dicono settore giovanile, ma Luca, noi sappiamo che molto spesso il settore giovanile non è guardato da nessuno, e anziché buttare risorse in quel pezzo che potrebbe essere anche una risorsa per il calcio e dico anche per l'economia,
italiana molto spesso appunto è un settore molto molto abbandonato e molto spesso anche dato in mano a persone che non... È vero, comunque io presidente società di calcio, proprietà, io mi voglio strutturare con delle persone assolutamente competenti, vado a leggermi i curriculum, non mi interessano i nomi, non mi interessano le bandiere, vado a leggermi i curriculum di queste persone che hanno portato veramente a certi livelli, perché io comunque, cioè, quello è, non c'è nessuna altra strada. È un po' quello che sta effettivamente accadendo indubbiamente all'Atalanta. Sapete cosa vi dico? Che siamo arrivati alla prima pausa pubblicitaria, quindi ci fermiamo per un minutino, però state qui e ci rivediamo dopo. Eccoci rientrati qui dopo la prima parte di Che calcio che fa, e i nostri amici in studio parlano dei loro trascorsi delle varie squadre, quando allenavano, quando erano direttori sportivi, ma ancora adesso lo sono, quindi siamo in compagnia di Luca Di Benedetto, e se lo inquadriamo un attimo, ecco, Luca Di Benedetto, non è inquadrato, eccolo qua, e in compagnia di Sergio Meazzi, che è assessore al municipio 6 di Milano. Eccoci, allora in questo momento abbiamo come novità un momento che riguarda Mondadori Bookstore di Crema, e vediamo la slide di riferimento. Eccolo qua, Mondadori Bookstore di Crema in via Giuseppe Mazzini, in centro, numero 48, in centro a Crema. Essendo il 15° anno, organizza una rassegna Parole e Musiche. Ci saranno fino a maggio, da metà novembre fino a maggio, ci saranno indubbiamente degli incontri sia con gli autori che passeranno prima in trasmissione qui da noi, e delle serate invece musicali. Ovviamente Mondadori Bookstore ci darà anche la possibilità, visto che a noi piace indubbiamente presentare i libri, prima abbiamo parlato di libri appunto con Luca Di Benedetto, dà la possibilità di poter parlare anche e presentare qualche libro molto ma molto velocemente. E iniziamo subito con due pezzi da 90, uno è Alberto Angela, Meraviglie, che è edito da Rai Libri ed è alla scoperta della penisola dei tesori, quindi praticamente sono tutte storie, tutti i luoghi legati indubbiamente ai siti dell'UNESCO, e noi sappiamo benissimo che in Italia c'è forse l'80%, 70% dei siti dell'UNESCO di tutto il mondo, mentre invece, quindi parliamo di cose care, penisola italiana, parliamo anche di poesia. Il 1° novembre del 2009 si spegneva la poetessa più importante del Novecento, Alda Merini, ed è quindi un libro della Frassinelli editore, e quindi Voce di carne e di anima, e sono le ultime poesie che vanno dal 2000 al 2009. Benissimo, queste sono le proposte di questa settimana, indubbiamente, che vengono offerte dalla Mondadori Bookstore. Bene, rientriamo sui nostri... Viriamo di nuovo al calcio, le nostre passioni riguardo al calcio, e parliamo per esempio di motivazione, no? Abbiamo visto prima, ne avevate parlato, di Giampaolo, che quindi era un po' in confusione, non è riuscito, diciamo, a lasciare una traccia. Io facevo questa considerazione seguendo le partite dell'Inter, parallelamente vedevo una squadra concentrata in campo come quella di Conte, e vediamo la slide. E quindi full metal Conte, quindi evidentemente l'allenatore forse influisce qualcosa di più di quel 15%, 20% in certe situazioni, in certi momenti, poi basta un niente che l'allenatore può ritornare a zero. Quindi vedremo il futuro dell'Inter con Conte, vedremo quando continuerà a essere questo sergente di ferro. Quindi io dico che è molto importante avere idee chiare e ovviamente avere dalla sua parte tutti i giocatori. Luca, mi sembra che Giampaolo non avesse le idee chiare, forse in completa confusione
confusione, quindi Conte sta facendo benissimo. Intanto Conte la squadra praticamente l'ha fatta lui, ha voluto, e gli hanno anche, diciamo, confezionato un 11 o un organico dove ci sono dei giocatori proprio caratteristici delle sue squadre, insomma un tipo come Barella è un giocatore da Conte, un tipo come Sensi è il metronomo, un giocatore che lui ha sempre voluto, un tipo come Lukaku è un giocatore che ha assolutamente voluto lui, quindi c'è da dire anche questo, insomma, gli hanno costruito una squadra per esaltare al massimo quelle che sono le sue caratteristiche da allenatore, di allenatore, quindi lui gioca anche un calcio 3-5-2, è un calcio semplice secondo me, non è che è un calcio però deve avere sempre intensità, foga agonistica, ha sempre portato al massimo livello, quindi sono convinto che qualcosa poi pagherà durante l'anno per il fatto di dover comunque mantenere sempre sul pezzo e dare come un martello. Un Conte lo puoi sopportare 2 anni, al terzo anno diventa dura. E infatti il mio pensiero riguarda che anche tu sei d'accordo da questo punto di vista, la squadra tecnicamente tatticamente sa stare in campo, però per esempio il fatto stesso di dover supportare 2 punte davanti, che però una aiuta un po' di più, l'altra di movimento, però a centrocampo rimane sguarnito, infatti soffrono molto le ripartenze a centrocampo, o fai il gol e stai su, altrimenti dopo prendi gol in infilata. Sei d'accordo? Quindi che sì. Alla fine parliamo di squadre di calcio, di tatticismi, poi dopo alla fine insomma ci sono le cose positive e le cose negative in ogni squadra. Ma indubbiamente l'Inter ha un furore agonistico incredibile. Io quando lo vedo ha proprio veramente una voglia che è l'allenatore che ha trasmesso questo tipo di voglia di giocare al calcio e di pressare in continuazione, di fare i movimenti che l'allenatore predilige. Credo anch'io che però ovviamente durante l'arco dell'annata questa cosa la paghi, soprattutto perché non ha una panchina lunghissima. L'Inter lo si vede adesso, 3-4 infortunati. È un problema, mentre la Juve ha delle scelte che possono tranquillamente compensare, l'Inter no, per cui se l'annata, come può capitare, che ci sono parecchi infortunati, rischi proprio che poi non hai i cambi necessari. Una cosa che però secondo me è da analizzare sul discorso Inter, mi sembra che prenda un po' troppi gol e in genere le squadre forti sono quelle che ne prendono pochi. Si è preso qualcosina di più, però sempre una buona difesa tutto sommato, e la capacità difensiva di tutta la squadra che ha perso nelle ultime partite. Io però vedo ogni tanto, adesso non lo dico perché sono del Milan, no anche se no, però lo vedo che molto spesso è in difficoltà anche con le squadre, diciamo, di fascia un pochino più bassa. Lo vedo molto spesso in difficoltà in difesa, cioè, dopodiché la cosa di Conte è stare molto bassi, molto coperti, tenere bene le posizioni e poi ripartire e fare male, no? Questo sì, però ovviamente ti esponi, secondo me sì. Intanto giocano un 3-5-2 con una difesa 3 anomala, perché Godin non può fare l'esterno dei 3, perché non ha più la rapidità di prima, Godin ormai può fare solo il centrale e da riserva, secondo me, neanche quindi dovevi prendere tutti quelli che giocano in difesa 3. Il terzo è un terzino che ha rapidità, che ha reattività, vedi Izzo, Torino, lo sanno, le squadre avversarie lo sanno. Certo. E infatti lo puntano sempre, mettono il più veloce, il più estroso, il giocatore che ti salta facilmente, e difatti da lì sono nati tanti problemi dell'Inter. Il bello è che dicono no, ma crescerà, ma no, quello è Godin. Ormai è un giocatore tattico, un giocatore che ha fatto all'età, e poi ha sempre fatto il centrale, non ha fatto laterale, come adesso. Leggevo che il Milan vorrà sperimentare eventualmente di far giocare Duarte terzino. Quello non è un centrale, come fa a giocare terzino? È vero anche che giocando Hernandez che si spinge, poi la difesa trasla e diventano i 3 di difesa, 3 centrali. Certo. Però vediamo poi sul campo come. Perché Pioli ha questa caratteristica, Pioli ha la caratteristica, uno spinge, gli altri coprono, e quindi potrebbe essere una delle soluzioni. Sì, anche perché poi lui giocava con la Fiorentina con i due larghi, i due larghi, quindi uno deve essere più di rientro, l'altro un pochino più che parte. Ribéry stesso che gioca comunque a fare un po' da pendolo, no? Quindi, vabbè, insomma, è carina, queste sono disquisizioni di natura tattica, però è arrivato il momento, e questo sarà uno dei punti fondamentali della nostra trasmissione, perché noi in realtà creiamo degli spunti di discussione legati al calcio attuale ma anche al calcio del passato. Voglio sapere qual è il vostro Dream Team. Eccolo qua, grandissimi campioni: Matteus, Ronaldo, Maradona, Van Basten, Messi, Pelé,
Cruyff, Rivera, Cristiano Ronaldo e Roberto Baggio, che mostra l'orecchio per farsi sentire, per sentire indubbiamente l'urlo della folla in quei gol fantastici e meravigliosi che ha fatto il vero poeta, insomma, del calcio. Allora vediamo, partiamo da Luca Di Benedetto. Allora il compitino che vi è a Ascio, poi alla fine dell'anno faremo un po' una sorta di classifica di chi sarà, diciamo, il vero Dream Team, quindi con le preferenze maggiori. Vediamo. Allora io ho messo in campo un 4-3-3, difesa ermetica, con un giocatore, un centrale veloce e un libero anche, diciamo, che è una via di mezzo tra velocità. Luca la sta strutturando, l'ha strutturato da un punto di vista proprio tattico. Sì, sì. Altri anche l'anno scorso abbiamo fatto questo giochino, erano più fantasiosi, mentre invece tu proprio regolare. No, ho cercato di dare un certo equilibrio, un certo equilibrio. Farli giocare. Sì, nel centrocampo naturalmente con un corridore, un uomo di quantità, un tuttocampista e una mezza punta, e 3 attaccanti del quali uno come Bruno Conti dà anche insomma, quindi sta in campo, questa squadra sta in campo. Vediamo quali sono le scelte. Allora, Albertosi in porta. Sì. Devo motivarla oppure la cito? No, però vabbè, un po' una scelta curiosa Albertosi davanti ai grandi giocatori. Perché secondo me è il più forte portiere italiano di tutti i tempi per qualità tecniche. Poi naturalmente era un po' un guascone, no? Sì, è stato troppo, anche un po' troppo, Purtroppo, Però a livello di caratteristiche tecniche, di reattività in porta, secondo me lui era forte, è un grandissimo portiere. Sì. Tra l'altro ha giocato fino a 40 anni. No, infatti. Dietro giocherei con Cannavaro a destra, che faceva anche il terzino all'inizio. Sì. Pietro Viercu centrale, perché è velocissimo, rapido, non ha avuto grande, diciamo, in nazionale è stato utilizzato tanto, ma secondo me era un difensore veramente. Oggi sarebbe forse il più forte difensore del mondo. Franco Baresi a fianco a lui, quindi avrei una difesa anche veloce. Maldini a sinistra, Neskens in mezzo al campo con il corridore. Questa è una bella scelta, Neskens è un giocatore di quantità e di qualità, esatto, che andava a fare i gol, il giocatore, il tuttocampista. Sì, con lui anche Di Stefano, tuttocampista. Di Stefano, che è un altro tuttocampista. Ecco, però Di Stefano era più un centromediano, sì, anche però andava a segnare da centravanti, esatto, quasi, no? E quindi... tutto questo, Bruno Conti che dà una mano a destra, Neskens, sì, anche tutto questo per un altro di centrocampo, quindi... per supportare il trio davanti, Maradona, Van Basten e Riva. Maradona, Van Basten e Riva tutta la sua fascia. Van Basten un bel centravanti, un grandissimo campione, peccato che si è ritirato in fretta, e poi Maradona che lo lasciavi libero di andare tra Bruno Conti e Gigi Riva. Non mi batte nessuno questa squadra. Tutti i drittini di tutto l'anno a me non mi battono. Bella. Neskens mi ha molto sorpreso, anche Di Stefano, che sarà una delle poche scelte probabilmente, perché non tutti ricordano. Ci rivediamo a luglio, Fulvio, non mi batte nessuno. Dai, allora faremo degli scontri, vediamo in altro modo. Vediamo invece l'11 di Sergio Meazzi. No, io sono stato molto più romantico, non è una squadra per vincere, cioè la mia squadra è quando hai la palla non la fai vedere agli avversari, appena la perdi subisci gol. perché i nomi erano talmente tanti, allora mi sono immaginato veramente una cosa fantasiosa. Il tuo filo conduttore? Il mio filo conduttore in porta intanto Ivano Bordon. Sì, quindi ho voluto dare questa priorità a questo portiere affascinante, che ha affascinato anche a me quando ero ragazzino, ma del mio papà, che era del Milan, era molto preoccupato di questa cosa. Ci potesse essere uno spostamento. Assolutamente, diceva Bordon. E poi, però era un portiere secondo me molto bravo, un portiere che mi ha sempre affascinato, un portiere bravo nei pali, bravo anche fuori dai pali, perché poi bisogna... si ricordano poche papere, sinceramente. Esatto, io non mi ricordo personalmente di papere, ma mi sembra un portiere molto, molto corretto, mettiamolo da un punto di vista. Poi ho fatto veramente un po' tatticamente un disastro. Hai un modulo oppure no, quando metti i giocatori così, le metti così. Cafu ovviamente perché è il terzino col sorriso, e dà un'idea del calcio appunto positiva, col sorriso, positiva. E poi ho voluto mettere Baresi e Scirea, tutti e due, anche qui. E certo, calcisticamente, e se devo fare la formazione è un problema, ma non potevo tenere fuori due campioni così in una formazione immaginaria con loro costa curta. E poi a centrocampo ho addirittura esagerato facendo Mazzola, Rivera e Zico. Sì. Quindi lì praticamente non marca nessuno. L'importante è tenere il possesso palla e l'ho premesso prima, e davanti Maradona, Van Basten, Gullit. Maradona, Van Basten e Gullit. Gullit può aiutare il centrocampo. Sì, però è una squadra che non sta in piedi. Sono gli Harlem come troppo. Sì.
È una squadra che non sta in piedi, ma che ho voluto dare per appunto la bellezza del calcio. Ecco, i giocatori che hanno reso il calcio nel mondo bello. Certo. Questa è la mia formazione. Sì, sono molti numeri 10 Ma sì, è certo. una bellissima Non l'ho ipotesi. fatta per vincere la gara, l'ho fatta per... Ok, bellissima. Sono due bellissime scelte, mi spiacciono molto, anche perché poi si vanno a prendere dei giocatori ben precisi, può essere Bordon, può essere Neskens, insomma fanno parte di un calcio veramente molto realistico. Bene, andiamo avanti con qualche tema, perché tra un po' entriamo con i temi appunto del campionato di calcio del prossimo turno. Vediamo la prossima slide, una cosa velocissima, qua parliamo un po' di Napoli. Chi ha ragione? Perché dopo alla fine abbiamo tre personaggi, Aurelio De Laurentiis, Carletto Ancelotti e Insigne, quindi alla fine il calciatore che ha dei pruriti, perché sembrerebbe in partenza vorrebbe andarsene via, vorrebbe essere più calcolato. Abbiamo un allenatore che è un pragmatico, ma che sa di calcio, e probabilmente i giocatori come Insigne non è che gli piacciono tantissimo, perché sono un po' di quei giocatori un po' indefinibili, hanno un ruolo un po' a metà tra l'attacco e il centrocampo. E d'altra parte Aurelio De Laurentiis, che ha portato in questi ultimi anni il Napoli a grandissimi livelli, e soprattutto è un'azienda che sta in piedi, e quindi lui non perde occasione per rimarcare questa situazione. Lo fa anche in una forma molto aggressiva certe volte, quando dice per esempio a un giornalista, lei si ricorda anni fa che stava nella puntini nella cacca, e quindi il discorso è proprio vero. Se ci fossero degli imprenditori visionari, con voglia di impegnarsi, riuscire a poco a crescere, più realistici, sarebbe la cosa migliore anche per il calcio, per la sostenibilità, diciamo, del calcio italiano. Allora, di questi tre personaggi voglio sapere da voi due chi è quello verso il quale siete più portati a dare una ragione. Sentiamo Luca. A De Laurentiis, per dare una ragione, perché intanto ha fatto nella scelta dell'allenatore un passo più anomalo rispetto alle sue scelte, perché ha preso un allenatore di nome da 6 milioni e mezzo l'anno, e lui secondo me fa bene a pretendere che faccia la differenza, perché se prendo un allenatore che mi costa il triplo rispetto a Sarri... La sta facendo la differenza velocissima? In negativo la sta facendo. Il Napoli è fuori dai giochi ormai, cioè, parliamoci chiaro, per lo scudetto è tagliato fuori, forse in Champions magari può fare qualcosina, arrivare a approdare al secondo... Per questo, diciamo, verdetto? Come? Non è ancora presto per questo verdetto? È presto, ma non vedo come possa riuscire a rimontare i punti che ha di distacco, che sono 18, 7 punti credo dall'Inter e 6 dalla Juventus, con l'andamento, con l'andatura che ha dall'inizio del campionato sino ad oggi. Dovrebbe cambiare marcia, ma dovrebbe inanellare 10-12 vittorie consecutive. Non vedo, non ha secondo me in questo momento le possibilità per fare questo tipo di catena di successi, quindi secondo me, poi tra l'altro sul campo, sul piano del gioco, io non vedo tutte queste grandi, sul salto di qualità, anzi sicuramente gioca molto peggio rispetto a Sarri. Ancelotti ha avuto solo un acuto, quello di aver battuto il Liverpool quest'anno, poi dall'anno scorso escludiamo l'inizio, che molto probabilmente sfruttava la scia del lavoro di Sarri, non ha fatto vedere. Quindi tu dici che già ha intrapreso una china negativa. Sentiamo Sergio. No, io Ancelotti, perché secondo la mia opinione De Laurentiis ha fatto una scelta: compro il giocatore o compro l'allenatore? Rinforzo la squadra dal punto di vista appunto della rosa, oppure la do in mano a un allenatore quotato che in qualche maniera, lasciatemi passare il termine, fa da paravento, no? A tutto quello che, infatti, a tutto quello che accade. È un Napoli uguale sostanzialmente, tranne davanti ha preso un giocatore spagnolo, dietro ha preso un difensore della Roma, ma sostanzialmente non ha fatto questi botti di mercato in grado da poter competere con l'Inter e con la Juve, e soprattutto è una squadra con un anno in più. E penso che Ancelotti sia un normalizzatore, una persona capace, pragmatica di mettere in campo la squadra e di farli probabilmente valutare anche la rosa che era stata un po' dismessa da Sarri, no? Esatto, e quindi in qualche maniera ripuntellarla, portando ovviamente la società nelle vette alte della classifica. Non sta facendo male in Champions League, no, infatti, vabbè, lui aspettava un giocatore di un certo livello, forse aspetta questo giocatore. Vediamo la slide. Vi faccio una domanda a voi, lo vedete, ma ne abbiamo proprio bisogno di un giocatore di questo tipo, soprattutto perché poi vediamo a fianco l'episodio di scollamento inusitato, improvviso, dal popolo nerazzurro 10 anni fa,
e dall'altra parte quello che lui ha fatto invece nei playoff, sono usciti fuori appunto il Los Angeles Galaxy dal playoff con Gestaci alla folla, dicendo che insomma adesso lui vuole rientrare nel calcio che conta, e quindi l'MLS praticamente si ritroverà senza arte né parte se lui va via. Ecco, io direi che questa presunzione non è che paghi tantissimo, ormai il giochino l'abbiamo capito, e quindi il Napoli, che in qualche modo ha fatto un po' l'occhiolino a questo giocatore, sarebbe ancora un giocatore da Serie A? Credo. Poi se parliamo di giocatore che Ronaldo, facciamo un esempio, parti da lui e poi dopo costruisci con Ibrahimovic, siamo ancora più. Ibrahimovic è uno che vuole la palla sempre lui, vuole giocare lui, si sposta a destra, a sinistra, eccetera. Quindi ma poi all'ingaggio che magari anche le pretese dovrebbero ridimensionarsi di molto. Poi una cosa ancora, Ancelotti ha preso Lozano a 42 milioni, un giocatore che ha voluto lui, per questo è stato fatto un passo doppio da parte di De Laurentiis, che non passava mai i 30 milioni, vedi Fabian Ruiz. Quindi arrivare a 42, lui ha avuto a disposizione Lozano, Fabian Ruiz doveva crescere, non si è ancora capito. Però comunque è un giocatore fidato, che sta crescendo, un bel giocatore, non è male, insomma, anche è stato pagato non poco l'anno scorso. 29 milioni mi sembra, quindi, vabbè. E quindi invece Ibra lo vuoi al Milan? In questo momento lo vorresti al Milan? No, non ha senso, non ha veramente senso. È un giocatore che ha finito giustamente in America, ha fatto il suo corso, ma è un giocatore che ha un'età, che intanto ha un carattere particolare. Sì. Provi Ancelotti a tenerlo fuori certo, due domeniche. È un giocatore ingestibile, è un giocatore ovviamente che se lo prendi devi farlo giocare tutte le domeniche, tutte le volte, e lo devi far giocare come vuole lui, non come vuoi tu. Cioè, non è, basta solo, se vi ricordate un po' di tempo fa, quando era ancora in Italia, la discussione con Arrigo Sacchi in televisione, non so se ve la ricordate. Sì. Cioè, quindi è un carattere caliente, è un carattere forte. Ma poi anche, diciamo la verità, a livello di giocatore non è più quel giocatore che noi conosciamo, perché l'età passa anche per lui. A me non sono mai piaciute queste uscite, perché sono figlie indubbiamente dei propri interessi, quindi non mi interessa che dopo alla fine telefoni o si senta con Ancelotti o un rientro al Milan o al Bologna stesso. Cioè è un giocatore che arriva da un certo punto, fa i propri interessi, quelli del suo procuratore. A me non piace uno che va in un campionato e poi dice: se io me ne vado, chi vi considererà? Al di là del fatto che l'MLS è considerato un campionato di ripiego, allora perché ci sei andato? Vabbè, chiusa questa parentesi, parliamo di calcio invece giocato, andiamo con la classifica. Velocissimamente, qua abbiamo Juventus 26, Inter 25, Atalanta 21, Roma 19, Lazio e Napoli 18. Questo è il Napoli che dicevamo prima, quindi è a 8 punti dalla Vete, a 7 dall'Inter, come dicevi tu. Cagliari 18, che è una conferma importante, la Fiorentina che ha risalito a poco la china, ha perso qualcosina ultimamente, Parma che si attesta assieme a 13, assieme al Bologna a 12, in un centro classifica tranquillo, dove è arrivato il Verona, che è la squadra che ha la migliore difesa, il Torino che sta scendendo a rotta di collo perché non ha dato continuità ai suoi risultati iniziali, il Milan, e quindi vedremo un attimo cosa farà in questo periodo storico, l'Udinese che è una squadra di quella fascia, Sassuolo deve recuperare una partita, il Lecce è dignitoso, il Genoa assieme alla Sampdoria rappresenta una Genoa decaduta, un Brescia che sta salendo a livello di gioco, e la Spalla che si mantiene in una situazione, anche con una partita assieme alla Brescia, da dover recuperare. Insomma, è una situazione un po' particolare, vedendo anche gli altri campionati. Mi sembra che ci sia, dando anche seguito alle parole di Luca riguardo al Napoli, che effettivamente la testa si sta cominciando a sgranare. Negli altri campionati, eccezione fatta per il Paris Saint-Germain, tutte le altre squadre sono attaccatissime, eccezione fatta per il Liverpool, tutte le altre squadre sono attaccatissime. Parliamo poi del campionato spagnolo, che sono 9 squadre nel giro di 6 punti, e la stessa cosa avviene anche in Germania, quindi insomma il nostro campionato sta incominciando un po' a scollarsi, lentamente, e quindi vedremo indubbiamente se poi ci sarà spazio di recupero per squadre che stanno, una su tutte il Milan, che sono un po' decadute. Vediamo invece il turno che ci sarà, appunto, che è l'11ª giornata. Io divido di solito con interesse secondo i colori, quindi abbiamo 4 partite, che è la Roma-Napoli, perché indubbiamente è un po' uno spartiacque, è una Roma che sta crescendo e il Napoli che è un po', appunto, non sta facendo i giusti risultati. Abbiamo il derby della Mole, Torino-Juventus, un Bologna-Inter che è sempre una partita difficile,
nel campo con un Bologna che sempre riesce a stare bene in campo, l'Atalanta-Cagliari con il Cagliari che è un po' una mezza sorpresa, poi abbiamo staccato un Milan-Lazio che tra una decaduta e una Lazio che deve aver bisogno di conferme ulteriori, Spal, Sampdoria e Genoa Udinese sono partite un po' della paura, Lecce Sassuolo una partita molto molto interessante da questo punto di vista, e poi gli ultimi due sono partite sempre da vedere, però mi sembra con un interesse minore, un Verona Brescia e un Fiorentina Parma, che sono abbastanza partita diciamo un po' da centro classifica. Di queste partite vi faccio la domanda: quale partita andreste a vedere al di là dei colori vostri o simpatie personali? Luca? Beh, io andrei a vedere Atalanta-Cagliari sinceramente, sì. Perché è una partita, perché vedo un Cagliari che quest'anno non è, secondo me sul piano del gioco non è partito, nonostante i risultati, non ha fatto una partenza fulgurante come sembrerebbe, invece ultimamente sta soddisfacendo anche sul piano del gioco, perché ieri ha vinto una partita con grande impegno, grande intensità e voglia contro il Bologna, un avversario, come hai detto giustamente tu, difficile, messo bene in campo, che insomma stava nel primo tempo era in vantaggio 1-0 e stava gestendo bene la partita, anche se il Cagliari poi comunque ci ha avuto fino a fine. L'Atalanta di oggi, quindi vorrei vedere questo Cagliari all'esame Atalanta, se dovesse superare l'esame Atalanta secondo me può giocare per l'Europa. Diventa una vera sorpresa, vuol dire che dà continuità, perché siamo all'11ª giornata, se dovesse superare l'esame Atalanta secondo me può giocarsi per, non dico la Champions, ma l'Europa League può anche farci un pensierino, insomma. Aspettiamo Sergio. Guardate la particolarità, anch'io intanto andrei a vedere, assolutamente sì. Questa partita sì, mi interessa molto l'Atalanta, perché trovo sempre degli spunti interessanti. Un Roma-Napoli? No. No, scusa, finisci il tuo discorso. La Roma non mi dà oggi le squadre di Ancelotti le conosco abbastanza bene, mentre la Roma non mi dà forti emozioni, quindi però, se dovessi scegliere non sceglierei quella partita, sceglierei però effettivamente Cagliari e Atalanta, perché intanto il Cagliari una cosa, ma gli mancano anche dei giocatori tra l'altro, tutto perché Pavoletti. Infatti Pavoletti davanti, che insomma è sempre uno che va davanti a fare sportellate. Ha dato sostanza anche all'avvento di Nainggolan, no? Un giocatore che comunque sa stare in campo, io per esempio l'avrei visto ancora bene nell'Inter. Rinato, un giocatore che come faceva una volta dettava i tempi, va al tiro, riesce a difendere, contrastare, è un giocatore importantissimo, e in quella probabilmente dinamica si è ritrovato il Nainggolan dei vecchi tempi, che non ha, ecco qui come dicevo prima, il peso di San Siro, quando i giocatori entrano in questo, ha fatto molto bene a Roma, è arrivato lì, cioè è un peso giocare a San Siro per i giocatori, io credo che non sia facilissimo entrare a San Siro. Beh, se poi all'Inter se magari cicchi una partita rischi che la domenica sei in panchina, a Cagliari puoi permetterti qualsiasi cosa. Anche certo, no, non c'è ombra di dubbio, però ecco, per esempio è interessante Maran. Beh, è un allenatore che è un allenatore che sa mettere in campo bene, è un allenatore che le sa far muovere, è un allenatore molto bilanciato, e si vede proprio che sono molto studiate le sue partite, non fa mai nulla al caso, a me è un allenatore, una sorpresa secondo me. Potrebbe essere la Premier League questa, perché sono due squadre, ieri ho visto un Cagliari correre moltissimo, Rog è spaventoso, non ho mai visto un Rog giocare così, Rog sembrava un Migliano d'altri tempi. Appunto, infatti, ecco, rimaniamo un attimo su Sergio, Milan-Lazio, quindi non la vedi una partita, so che la vedrai, però no, insomma, voi sapete, io ecco, a differenza di qualcuno, anche quando il Milan perde 5-0 non vado mai via prima, la partita finisce e finisce con me, comunque vada, siamo sempre lì, il Milan deve ritrovare un po' se stesso, deve cercare ovviamente di non pensare al passato, deve capire che è finita quell'epoca, ne inizia un'altra, una nuova, con dinamiche totalmente radicalmente diverse, per giocatori, per società, anche per tifosi addirittura, perché anche i tifosi nelle ultime partite non l'hanno sorretto così come in genere, mi ricordo, ahimè, quando eravamo in Serie B, non esisteva, cioè San Siro era pieno e era il 12esimo, il 13esimo, il 14esimo giocatore in campo. Ecco, deve tenere in considerazione che tutte queste cose sono finite, è un'era nuova e su quell'era ovviamente devono lavorare sodo per arrivare ai risultati. Ecco, invece domando a Luca, il derby di Torino, forse tutto sommato la scopolata che ha preso il Torino l'altro giorno con la Lazio dovrebbe in qualche modo far incattivire un
po' l'ambiente proprio nella partita clou, diciamo, della città di Torino, quindi la sa cittadina. Quindi sono d'accordo e penso anche che non sia un ostacolo facile per la Juventus, perché anche se il Torino non sta passando un gran periodo, al di là del 4-0, si vede, col Cagliari ha fatto fatica, ha ottenuto il pareggio alla fine. Un'azione sporadica di Belotti che è andato via, messo in mezzo Zaza, ma l'unica volta che ha tirato in porta il Torino contro un Cagliari. Il Cagliari ha giocato per vincere a Torino, quindi non è in un grandissimo momento di condizione, di forma, però certo adesso sono alla prova d'appello. Io credo che questa non dico non la possono fallire, che la Juventus è un organico superiore, però non possono permettersi di non fare una prestazione, perlomeno la prestazione contro la Juventus, cioè qui devono tirare fuori tutto quello che hanno questa partita qua. Quindi secondo me potrebbe essere una partita anche questa molto interessante. E la Juventus secondo me farà fatica. Non so neanche quanto tempo è che il Torino non vince il derby. Sono un po' di anni, io non ricordo più, però un po' di anni, sì, sono tantissimi anni che non vince. Invece parlando della situazione delle due genovesi, sappiamo benissimo che da una parte c'è una campagna acquisti del Genoa che è sempre molto particolare, che dura praticamente 5 mesi, poi dopo viene rifatta un'altra a gennaio, dopo quelle estive, mentre la Sampdoria non ha fatto una campagna acquisti, però c'è la garanzia di un tecnico che indubbiamente sa di calcio. Sei d'accordo? Puoi servire un po' fino a su quello che hai detto sì, sono d'accordo, però vedo anche un Genoa che con Thiago Motta secondo me ha cominciato un nuovo corso, perché ho visto una squadra che contro il Brescia, soprattutto nel secondo tempo, dove naturalmente ha vinto la partita con i cambi, tutto quello che vogliamo, però la squadra era molto determinata. Cioè, ho visto una squadra che ha cambiato completamente marcia, e anche a Torino l'ha dimostrato, perché se non si mette in mezzo l'arbitro, una partita porta a casa il punto, ed è un punto incredibile, cioè per un Genoa in 10, sì, poi comunque una 50, squadra 40 minuti in 10 che ha preso delle bastonate fino adesso nelle ultime due partite con Thiago Motta, quindi magari anche i stessi giocatori, al di là della motivazione, forse giocano un po' di più per il proprio allenatore. Come organico non è scadente, cioè è un organico da medio-bassa classifica, ma non da essere invischiato, mentre la Sampdoria la vedo piatta, anche se ha preso un allenatore che secondo me, come hai detto tu, secondo te, come giustamente hai detto, è un allenatore che è una garanzia, però l'organico mi sembra che poi Quagliarella è arrivato a un'età che sicuramente 38, non ripeterà l'anno, e se mancano i gol dalla punta, se non è un attaccante che va in doppia, fai almeno 15 gol, fai fatica a salvarti, perché non può fare nessuno degli altri. Sì, perché poi appunto ha sempre avuto una specie di spartiacque, un ariete davanti che gli apriva un po' i varchi, come secondo appunto a Gabbiadini, è un giocatore un po' più tecnico, no? Caprari nel trequartista. Esatto. Sentiamo invece Sergio riguardo a queste due cose, stiamo arrivando più o meno alla fine della trasmissione. Anche qui è strano, no? Genoa aveva un allenatore che aveva in qualche maniera, pur retrocedendo, un calcio innovativo, calcio piacevole, dinamico, e nel Genova non è riuscito a imporre il proprio, quindi è proprio, come dire, è sempre molto difficile, no? Avere delle certezze nell'ambito del calcio. Anche io penso che il Genoa non abbia un organico da scadente, anzi credo che abbia un discreto organico. Ecco, posso segnalare, la Sampdoria effettivamente ha un problema che ha avuto un problema di società, compro o non compro, tiro o non tiro, sicuramente il presidente non ha tirato fuori i soldi quest'anno, l'unica certezza. Era in odore di passaggio. Esatto. È anche vero che però rispetto alla scorsa stagione chi poteva immaginare un tracollo simile. Ecco, una cosa velocissima. Una cosa, scusa, prego, sì. Il Lecce. Sì. Io ho visto il Lecce, a me è una squadra non dispiace. È una squadra che gioca sempre a pallone. È molto, come dire, sottovalutata anche dalla Genere, non se ne parla quasi. Hanno riconosciuto che è propositivo il suo calcio, no? È molto propositivo, e l'ho visto anche a Milano. Però lavora meglio fuori casa, in casa ha più difficoltà. Ha molte più difficoltà, però devo dire che a me, ecco, di tutto, certo, la Juve, l'Inter è una cosa abbastanza scontata, ma del panorama calcistico anche il Lecce è una squadra che è interessante. Invece secondo me il Verona quest'anno, perché Juric ha riproposto lo stesso calcio di Crotone a Verona, è riuscito, non era riuscito a Genova, ma è riuscito qui a Verona. Con degli interpreti poi che la squadra, se ci metti dentro Simeone, è meglio del Cagliari, perché dietro non prendono mai gol, sono cinici, sono tosti, anche in mezzo a campo, Ramrabat, sono 2 o 3, Zaccagni, una squadra che corre poi fin tutti i 90 minuti. Insomma, ci sono dei temi interessanti di quest'anno, che insomma anche le squadre, diciamo quelle di centro bassa classifica, possono, appunto, come il Lecce, come il Verona, lo vediamo, no? Indubbiamente ogni anno effettivamente ci sono, il Cagliari stesso che rappresenta Lecce una novità. era nata un po' come Cenerentola, no?
La suggestione quando abbiamo visto il Lecce, diciamo la verità, abbiamo visto il Lecce, ce ne beh, vabbè. Invece no, sta dimostrando che la categoria in qualche maniera la vuole. Sta seguendo, sì, poi, non sempre paga questo, no, anche in certo. passato ci sono state squadre che hanno detto giochiamo di più al pallone, Pescara di Oddo, il l'Empoli l'anno Carpi, scorso. l'Empoli, esatto. Va bene, noi siamo arrivati alla fine della trasmissione, abbiamo le ultime due slide, una riguarda sempre la beneficenza perché Che Calcio che fa, che è iniziato anche l'anno scorso a parlarne, indubbiamente mantiene sempre questo appuntamento fisso che sarà sempre con questa associazione perché conosciamo le persone, è inutile andare a sostenere le grandi organizzazioni perché indubbiamente hanno già tanti di quei soldi da poter investire, invece per poter curare la tassia di Friedrich, quindi sappiamo benissimo questo tipo di malattie con una forma di SLA invalidante e progressiva, c'è l'associazione Ogni Giorno per EMMA, www.per-emma.it, e io ogni volta vi dico l'IBAN, quindi voi dopo ci pensate bene. IBAN IT 63 Q di quadro 030 69 09 60 61 0000 0133 443, Ogni Giorno per EMMA, non dimentichiamocelo. E poi ricordiamo che Calcio che fa è indubbiamente, come l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, una trasmissione che va in onda appunto al venerdì alle 21 e al sabato alle ore 18 in replica, in radio su Silvio Music Radio ogni lunedì dalle ore 17 alle ore 19 e poi indubbiamente sul web checalciochefa.com con qualche notiziola che ogni tanto aggiungiamo per essere anche un pochettino differenti. So che velocissimamente Luca Di Benedetto sta scrivendo un libro sulla milanese, credo che sarà pronto tra 2 anni. Sì, diciamo stiamo larghi, ma 2 anni. Perché è un lavoro di ricerca molto lungo. Sì, sulla falsariga degli altri, insomma, degli altri. Tutte le statistiche dell'Unione Sportiva Milanese dal 1905, il titolo è Quando a Milano il calcio non era solo Milan e Inter, perché il Milan 899, Milanese 904, la sezione calcio, e Inter 908. Che diventa dopo. Quindi c'è stato un periodo in cui il calcio non era solo Milan e Inter, ma era Milan e Milanese. Milan e Milanese, va bene, allora staremo a vedere quindi quando uscirà. Grazie a Luca Di Benedetto per essere stato con noi. Ringrazio imprenditore televisivo oltre che assessore del Municipio 6 di Milano, Sergio Meazzi, grazie. Grazie a voi, è stato un vero piacere. Va bene, noi ci vediamo settimana prossima, gli ospiti cambieranno, parleremo di libri, parleremo di grandi uscite, ci saranno degli ospiti molto interessanti anche questa volta. Mi raccomando, settimana prossima Che Calcio che fa. Ciao.